Nessuna riduzione nei servizi, nessun taglio nei reparti, i bisogni di salute degli abitanti della montagna saranno rispettati, lo hanno detto i vertici della regione saliti a Feltre a tranquillizzare gli animi, soprattutto su una questione, l'accorpamento delle USL. È stato chiaro in materia il presidente della commissione competente. L'accorpamento delle USL non è all'ordine del giorno e nessuna forza politica ha presentato emendamenti in questo senso. Per cui direi un dibattito ma esterno alla sede istituzionale. Sul tappeto ci sono molte questioni come la centralizzazione a livello provinciale dei servizi, fermo restando i bisogni primari che dovranno essere garantiti ovunque. Una equa suddivisione delle risorse è un fatto anche di democrazia. Allora, noi dobbiamo abbinare questo aspetto, cioè fare in modo che tutti i territori abbiano la stessa quantità di risorse o almeno una percentuale molto simile. L'altro aspetto col quale va contemperata la spesa è la cosiddetta democrazia sanitaria, cioè tutti i cittadini, anche quelli che abitano nei posti più, chiamiamoli, diversi, debbono avere lo stesso diritto di accesso ai servizi sanitari. Si discute in attesa della fase operativa che da febbraio porterà a stilare il nuovo sistema sanitario veneto e la prossima sarà una settimana intensa che vedrà a Venezia la protesta degli abitanti della montagna preoccupati per il futuro degli ospedali di periferia. Lunedì pomeriggio sarà il Consiglio Comunale di Belluno ad anticipare, riunendosi con un unico punto in discussione, la sanità provinciale.